Un provvedimento che interesserà circa 200 milioni di bottiglie, una misura che garantirà maggiore tracciabilità ai vini emiliano-romagnoli. L'Assemblea del Consorzio Tutela Vini Emilia ha infatti votato a larga maggioranza l'introduzione del contrassegno fornito dal Poligrafico dello Stato sulle bottiglie, come previsto dal decreto ministeriale del dicembre scorso. La misura introdotta permetterà di migliorare la tracciabilità. Il Lambrusco, ad esempio, è una delle tipologie tutelate dal Consorzio Tutela Vini Emilia ed è una delle bottiglie spesso soggette a contraffazioni. Ci sono importanti novità per i nostri vini emiliano-romagnoli, perché grazie ad un recente decreto ministeriale ora saranno più tutelati. Ne parliamo con il presidente del consorzio IGT Emilia, Tutela IGT Vini dell'Emilia, Davide Frascari, che recentemente l'assemblea di questo organismo ha autorizzato l'applicazione di fascette o contrassegni che tuteleranno ancora di più i nostri vini. Allora, esattamente di cosa si tratta, Presidente? Allora, praticamente lunedì 22 aprile l'Assemblea del Consorzio Tutela Vini Emilia ha deliberato con una maggioranza molto importante, oltre il 97% di voti favorevoli, l'applicazione del contrassegno o fascetta di Stato su tutta la produzione di vini IGT Emilia. Questo obbligherà tutti i produttori a partire molto probabilmente da gennaio, comunque dalla vendemmia 24, dovremo decidere esattamente il mese di partenza, ma ipotizziamo il gennaio 2025, l'applicazione di questa fascetta di Stato prodotta dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato in tutte le bottiglie di vino IGT Emilia che vengono confezionate. Questo è un elemento di forte tutela per il produttore e anche per il consumatore, perché comunque garantirà un controllo numerico delle bottiglie confezionate rispetto ai volumi e gli ettolitri acquistati e prodotti. Quindi è nato e la volontà è quella del controllo e quindi un'azione di tutela. Poi indirettamente è ovvio che soprattutto sui mercati esteri la fascetta dello Stato ha anche un'azione di promozione, quindi va anche a valorizzare, quindi valorizzerà i nostri prodotti e questo sicuramente si tradurrà anche in un beneficio economico per i produttori. Il vostro consorzio è stato uno dei primi ad attuare questo provvedimento. Sì, sarà la prima IGT italiana a beneficiare di questa possibilità che ci è concessa da un decreto che il Ministro ha firmato a dicembre del 2023 e quindi grazie alla firma di questo decreto attuativo del testo unico della vite e del vino, finalmente, perché noi sono diversi anni che stiamo aspettando questo momento, ci darà la facoltà di introdurre la fascetta sui vini IGT. Stiamo parlando di quanti, i volumi che interesserà questo provvedimento, quindi sono volumi importanti che riguardano sia l'Emilia che la Romagna, ma in generale. Quindi per noi, riguardo l'Emilia Romagna, vuol dire parecchi milioni di bottiglie. Sì, sull'IGT solo il Lambrusco supera i 100 milioni di bottiglie confezionate all'anno e considerando tutta la denominazione Emilia IGT, perché comunque non sarà possibile al momento farlo solo sul Lambrusco, che noi siamo partiti con la volontà politica di volerlo fare solo sulla denominazione Lambrusco Emilia IGT, però non ci sarà possibile farlo e quindi su tutti i vini Emilia IGT sarà obbligo installarla e quindi si va vicino ai 200 milioni di pezzi. Abbiamo detto a partire dal 2024, quindi in questo momento, in questa fase transitoria, il consumatore non troverà nulla di simile, però intanto quando arriverà lo riconoscerà molto bene e cercherà di quantomeno capire da dove proviene quella bottiglia. Sì, sicuramente sì, perché comunque ci sarà un barcode all'interno di questa fascetta di Stato e il fatto che comunque viene fatta dal Poligrafico dello Stato, nel caso di contraffazione o frode c'è la penale e quindi l'azienda che dovesse fare contraffazione di queste fascette ha un penale e quindi vuol dire per 3 anni non accedere più ai contributi pubblici, oltre a tutto ciò che vuol dire una sanzione penale, non è una semplice sanzione amministrativa.
Era molto diffusa la contraffazione, lo è adesso in questo momento? Beh, diciamo che i dubbi, se abbiamo portato avanti questa azione in modo molto energico, i dubbi li abbiamo e questo sicuramente sarà un'azione che va a tutela del consumatore, del produttore onesto che rappresenta comunque una grande maggioranza e lo dimostra anche il fatto delle percentuali della volontà politica che c'è stata a portare avanti questa azione, che fino a ieri però non avevamo lo strumento del decreto ministeriale che ci autorizzasse a farlo, cosa che oggi è fattibile fare sui vini DOC e di OCG, non era possibile fare sui vini a indicazione geografica. Comporterà dei costi per i produttori, per i viticoltori questo nuovo contrassegno? Allora, secondo me comporterà un po' di problemi organizzativi gestionali. I costi sono attorno ai 3 millesimi per bottiglia, quindi sono costi molto bassi, però io più che costi lo vedrei come un grande investimento a tutela del produttore e del consumatore. È chiaro che dal punto di vista organizzativo ci complicherà un po' la vita, però siamo riusciti che l'organismo di vigilanza che stiamo utilizzando sulla denominazione, cioè Valore Italia, sarà lei che si occuperà della distribuzione ai produttori delle fascette di Stato e il magazzino di stoccaggio sarà possibile farlo presso la sede, l'unità operativa 18, che è quella che coincide con la sede del nostro consorzio e quindi essendo sul territorio dovrebbe essere una cosa molto snella e facile e non complicherà la vita ai produttori. Presidente, qua siamo in territorio reggiano, quindi siamo circondati da Lambruschi. E a proposito di Lambruschi, l'indicazione geografica tipica, il vostro consorzio ha attuato questo provvedimento, c'è all'orizzonte qualcosa che riguarda anche le DOC? Beh, se ne parla, è chiaro che il fatto che parte d'obbligo sui vini GT sicuramente apre una discussione molto importante perché paradossalmente potremmo trovarci nel caso, nella fattispecie che i vini GT hanno la fascetta di Stato e i vini DOC no, nella nostra realtà, quindi sicuramente questa scelta porterà ad aprire la discussione anche all'interno del consorzio della DOC. Vinitaly ha archiviato la 56esima edizione con 97.000 presenze. In leggero incremento gli operatori esteri provenienti da 140 paesi, pari al 31% sul totale, dove gli Stati Uniti si confermano in pole position con una contingente di 3.700 operatori presenti in fiera. L'Italia, con le numerose realtà vitivinicole, ha presentato un ventaglio di proposte che affonda nella tradizione, ma ha dato spazio anche a nuove linee produttive. Il vino e la cultura che esprimono i territori alimentano un turismo diffuso che diventa parte integrante dell'economia in tutte le aree del bel paese. Luca Brunelli, vicepresidente anche della Confederazione Italiana Agricoltori, nonché anche produttore di Brunello di Montalcino, quindi Toscana, una zona dove l'enoturismo già da anni ha sviluppato questa opportunità per le imprese, quindi il turista che si avvicina a voi non solo per degustare il vino ma per fruire di un territorio bello come quello della Toscana e come anche altri territori d'Italia. Sicuramente turismo e agricoltura vanno di pari passo perché il turista vive i territori che lo mettono a suo agio, di conseguenza l'Italia, la Toscana sicuramente è tra quelli che ha lavorato di più, ma tutto il territorio dell'Italia può dare grandi emozioni e dà grandi emozioni a tutti i turisti che vengono. Bisogna fare di più, sinergia, dobbiamo lavorare insieme a chi si occupa proprio di turismo. L'agricoltura non si può più permettere di essere neanche invitata a tavoli che svolgono i processi, influiscono sui processi turistici, perché oggettivamente siamo la forza di questa nazione e noi vogliamo dare questa forza a tutti coloro che di turismo vivono e vogliamo però viverne chiaramente anche noi, perché purtroppo le nostre aziende non riescono a far reddito.
Ormai il turismo diventa uno degli elementi fondamentali per poter portare a reddito le nostre aziende, poter far continuare a vivere le nostre campagne, i nostri territori interni, dare la possibilità ai nostri cittadini per primi di poter continuare a vivere sul territorio e modificare, come hanno sempre fatto, in senso benefico il territorio. Noi facciamo manutenzione ogni giorno, l'abbiamo sempre fatta gratuitamente. Oggi abbiamo bisogno che il turismo ci restituisca parte di quell'energia, perché altrimenti non ce la facciamo più. Abbiamo tanto da offrire, grandi prodotti, grandi famiglie, grandi persone che vivono questi territori e che restituiscono quel suo modo di vivere, quel suo elemento alle persone che arrivano. E questo vuol dire promuovere quel grande business che è il mondo del vino, ma che è il mondo del food, che è il mondo del territorio. Ecco, io credo che la Confederazione Agricoltori Italiani della SCIA è una confederazione che questo l'ha capito dall'inizio, che lo porta come primo processo e ci crede fino in fondo. Noi siamo vicini ai territori più lontani, perché è là dove il cuore batte, è là che può far cambiare davvero la sostanza alla nostra Italia. Dobbiamo insistere e lavorare su questo.